Di via Lazzaretto dopo più di 2 anni da quello sgombero che porto via le famiglie Sinti dal loro campo, dalla loro zona. Com'è la situazione adesso? Voi siete qua ma dovete andarvene, c'è l'ordinanza. Allora, noi siamo qui da martedì, adesso c'è un'ordinanza e noi abbiamo deciso di rispettare la legge. Ci spostiamo fuori, far vedere ai cittadini di Gallarate che noi rispettiamo le leggi come tutti i cittadini. Anzi, vogliamo essere in regola, regolarizzati in ogni cosa. Perché dopo dall'hotel noi siamo arrivati a Gallarate e non ce ne siamo mai andati e mai ce ne andremo di Gallarate. Questo è il punto. Ora lasciamo quest'area qui ben attrezzata, che c'è la fogna, c'è tutto, e per quello anche che siamo venuti qua è per dimostrare ai politici e a Gallarate che Sinti il problema tutt'oggi esisterà ancora se non si se non si trova un accordo. Abbiamo deciso di lasciare fogna, qui c'è tutto, adesso ci mettiamo lì a 40 metri più in là, fuori di quest'area, non abbiamo la fogna, non abbiamo niente, non so se è un'idea, però vogliamo rispettare la legge. Qual è la vostra proposta La nostra allora? proposta è di metterci in regola, noi vogliamo pagare le utenze, vogliamo i nostri diritti e i nostri doveri da cittadini italiani gallaratesi, perché il nostro modo di vivere in una roulotte non è che noi vogliamo trasgredire la legge, abbiamo solo questa cultura di vivere in roulotte, stiamo bene in roulotte, siamo nati nella roulotte, Cosa chiedete al sindaco? ma chiediamo un'area attrezzata, pagando le utenze, e alla fine siamo 3 famiglie, non è che ci vuole, chiediamo quello, regolarizzarci. Si parla di fondi europei per l'integrazione. Vi sembra una buona idea utilizzarli anche per l'integrazione vostra e per la realizzazione di un'area? Un'idea ottima, perché senza prendere i fondi del comune, che sono i contribuenti dei cittadini, usufruire dei fondi europei, come no? È un'idea, se ce li danno per mettere a posto l'Italia, questo è un problema, uno dei problemi italiani, regolarizzare i Sinti italiani. Prima gli italiani si dice, no, la regola. Allora, siamo italiani. Vuoi dire qualcosa, Pino? No, niente, io volevo solo dire che abbiamo fatto questo per far vedere che non è che ci spaventa un fossato o 4 blocchi di cemento per rientrare nella nostra area. Però, giustamente, come ha detto mio cognato, vogliamo rispettare la legge, c'è un'ordinanza e per questo usciamo a 30 metri da questo posto. E adesso speriamo che il comune, che i politici, tutti i politici, facciano qualcosa per questa situazione. Va bene, grazie.